L'acqua impetuosa, fangosa, che invade ogni spazio, i campi trasformati in lagune e dalle case e dai negozi la gente che spazza limo e accatasta cumuli di detriti. Sono queste le immagini che solo un mese fa riempivano la cronaca e che sono ancora stampate nella nostra mente. La provincia di Treviso ha scampato la tragedia per un soffio. Abbiamo parlato di questo piccolo miracolo con Giuseppe Romano, presidente dell'Unione Veneta Bonifiche. Nel compressore del consorzio Piave sono caduti 315 milioni di metri cubi d'acqua, vale a dire 2,1 lago del Vajont messi assieme. Quindi la maggiore piovosità è stata nel consorzio di bonifica Piave, l'abbiamo superata, con delle difficoltà oggettive che abbiamo visto a Motta di Livenza. Motta di Livenza, insieme al comune di Meduna, è stato uno dei punti sotto osservazione per la piena del fiume Livenza, ma un altro osservato speciale è da sempre il Piave, fiume caro alla patria. Ma solo nelle celebrazioni nazionali? Pare proprio di sì. Sul Piave in questi anni si è fatto veramente poco e io lancio questo allarme perché credo sia importante non solo manutentare l'alveo del Piave, ma anche a pensare qualche intervento di laminazione sul Piave, qualcosa che serva effettivamente a fermare l'acqua nel Piave. Non possiamo non prendere in considerazione questo tipo di interventi, non possiamo far finta che niente sia successo, dobbiamo iniziare a ragionare e a programmare il nostro territorio. E la Regione Veneto ha già dato l'ok per la realizzazione della nuova cassa di laminazione sulla Venale, affluente del Muson, a Riese Pio X. Ma ora resta da risolvere la spinosa questione della cassa d'espansione Pradeigai a Mansuè, un'opera attesa da decenni. E come promesso rieccoci in questo studio ideale dedicato alle fiere di Santa Lucia con due macellai capaci di tramandare quest'arte della macelleria con Silvio e Luigi. Allora, cosa state facendo? Insaccati. Insaccati, far su il porcella, si dice ancora? Come una volta. Come una volta. Sì. E cosa voleva dire esattamente? Sì, ligarlo, mischiarlo, condirlo, farlo. Qui avete diviso, no, i vari tagli, possiamo dire che tagli ci sono? Questo c'è ossacollo, pancetta, noce, spalla, carré, filetto e spalla. E c'è anche? Il cotechino e la salsiccia. Allora il cotechino, cioè tutti questi pezzi, frattaglie. La cotenna del maiale, no? La testa e tutta la... Quello verrà fatto il cotechino. I salami invece con cosa si fanno? La miglior carne, con la coscia, l'ossacollo, la pancetta, la rista. La rista sarebbe la bracciola, giusto? Senza osso. Questa sì, questa qua. Ecco, e poi nelle ricette c'è anche la dosa, no? Questa dosa che cos'è? La dosa è la sale, pepe e vino bollito con cannella in canna e chiodi di garofano. Ho capito, e c'è qualcuno che poi ha qualche segreto e quindi questa dosa ha anche qualche magari aroma in più, sempre naturale. E noi qui stiamo parlando di PPL, piccole produzioni contadine, è una legge regionale che ha coinvolto tutta la filiera, no? Per permettere alle aziende agricole di fare questo in casa senza troppa burocrazia per andare direttamente al consumatore. Funziona tutto questo? Sì, funziona bene. Sì, Sono sì. soddisfazioni da parte anche degli stessi agricoltori? Sì, sì, però alla sera siamo stanchi. Perché alla fine dovete lavorare sempre voi, non c'è un ricambio anche generazionale, mi diceva prima. Giovani niente, sì, qualcuno si fa avanti. Ma Perché è troppo difficile questo mestiere? Non è difficile, non c'è la passione, bisogna cominciare da giovani, insomma. Meglio fare il calciatore. Non so mia. Di questi tempi. Allora io vi ringrazio davvero per queste descrizioni, avete visto con quanta cura, quanta passione. Noi ci fermiamo qui e tra poco tireremo un po' le conclusioni di questa fiera di Santa Lucia. Galan incontra gli assessori regionali all'agricoltura, un prodotto veneto premiato al concorso Biomiel. Queste le cronache dal primario di questa settimana. Il ministro delle politiche agricole Giancarlo Galan ha commentato il confronto con gli assessori regionali avuto durante il Comitato Tecnico Permanente di Coordinamento in materia di agricoltura, tenutosi il 9 dicembre presso il Ministero. Vorrei soffermarmi in particolare su due punti, ha esordito Galan: le linee guida di coesistenza tra le colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate e la riforma della PAC post 2013.
Sul primo punto ho ribadito agli assessori la necessità di adempiere a quello che, a prescindere dalle singole posizioni sul tema degli OGM, è un dovere che le regioni devono adempiere, garantendo il rispetto di una normativa europea. Per quanto riguarda la riforma della PAC, durante i lavori ho accolto l'invito degli assessori a un loro maggiore coinvolgimento, invitandoli a un confronto che preferirei fosse pubblico, in modo da poter insieme catalizzare l'attenzione dell'opinione pubblica su un tema fondamentale per la nostra agricoltura e per tutta l'economia italiana. La posizione dell'Italia nella trattativa è tutt'altro che debole, ha concluso Galan. Il vero punto su cui chiedo il sostegno delle regioni è la dotazione finanziaria della politica agricola comune. La giuria internazionale della terza edizione di Biomiel, concorso internazionale per mieli da produzione bio, ha assegnato il primo premio all'azienda trevigiana Apicoltura Cassian. Il prodotto veneto l'ha spuntata sugli altri 154 concorrenti in gara, circa il 20% in più rispetto alla scorsa edizione, provenienti da varie zone d'Italia ma anche dalla Slovenia, Croazia, Grecia, Spagna, Messico, Argentina, Turchia e Libano. Venetos Original Kiwi, ovvero Vichi. Questo è un nuovo marchio che porta il kiwi trevigiano e il kiwi veneto in giro per il mondo. Siamo qui con Domenico Dalbò, presidente di questo ente fiera di Santa Lucia, ma anche un procuratore generale di APOVF, questa grande associazione di produttori ortofrutticoli di Veneto e Friuli. Avete tanti progetti, no? L'abbiamo visto uno, il Vichi, ovvero il kiwi, ma anche la rivalutazione della pera di Venezia. Ecco, la filosofia dell'azienda è quella di essere agganciata al territorio. Noi abbiamo un territorio del Veneto e del Friuli vincente e quindi sicuramente saranno vincenti anche i nostri prodotti. Basta che cerchiamo di bollinarli, dobbiamo marchiarli e dobbiamo farci conoscere al consumatore finale. Ecco quindi la pera di Venezia che è un prodotto degli stretti di Caorle, di Jesolo, dei nostri produttori della bonifica di Venezia. Poi abbiamo invece il Vichi è il kiwi, è Venetos Original Kiwi perché questo prodotto viene sviluppato nella zona dell'Asolano, nella zona del Padovano, nella zona di Verona e nella zona del Friuli. Certamente, ed è proprio così, quindi creare dei brand che si identificano con questo territorio, quello che vuole ovviamente il consumatore, fidarsi dei nostri produttori. In conclusione, proprio Dalbò, queste fiere di Santa Lucia hanno retto l'urto diciamo della crisi, un bilancio positivo? Un bilancio positivo, però queste fiere ormai sono terminate, dobbiamo guardare il futuro. Io sono persona che guarda sempre al futuro, che fa dei progetti nuovi. Dobbiamo sviluppare un ente fiera della marca trevigiana per dare soddisfazione e ricaduta anche economica sul nostro territorio. Certamente, sarà proprio così, grazie ad APOVF, grazie all'ente fiera, noi ci fermiamo qui e Cronache Trevigiane come sempre tornerà la prossima settimana, stessa televisione, stesso orario. Un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Provincia di Treviso, Casatella Trevigiana di O.P. Gruppo APOVF.